Orlando vede Giacomelli, rinviene su di lui Benuti, ma Giacomelli in area, la prova a mettere al centro Orlando, anticipato da Gasco. Poi Delia, anche il Vicenza gioca sulla velocità, bella partita, grande colpo di tacco verso Giacomelli, giocata di fino, ancora Giacomelli dopo il tocco di Signori, Giacomelli fuori sul fondo, tiene in campo la sfera, chiude Cisba, ma recupera Delia, in area Urso per Bellomo, si gira Bellomo e il pallone termina fuori. Applausi convinti del pubblico sulla tambureggiante azione dei biancorossi. Sorpreso quasi Cragno dalla conclusione velenosa di Bellomo. Va Buzzecchi. Punizione molto interessante per il Vicenza, affidata a Bellomo, ma anche Orlando si avvicina con molta personalità. Sul punto di battuta Orlando. Tutto è pronto al 19° minuto. 6 biancorossi in area, poco fuori gli altri, tutto in area il Benevento. Orlando cerca la porta e non ci arriva, di poco Esposito. Era stato l'ultimo giocatore sul paletto più lontano, sul calcio di punizione battuto bene da Orlando. Non ci arriva Esposito e non ci arriva nemmeno Rajcevic. Occasione ancora per i biancorossi. È rimasto a terra Cragno, fuori per Cicciretti, occhio al break del Benevento. Con l'esterno a cercare Ceravolo, Esposito in anticipo. Cade a terra, tutto regolare, Ceravolo, tutto regolare, esce Belussi. E poi Esposito che si è lasciato cadere con troppa facilità. Spera che termini in fallo laterale, si lamenta Esposito, che ha cercato una punizione in modo, a mio giudizio, troppo plateale, si è lasciato cadere senza che ci fosse contatto con Ceravolo. E Vicenza che ha rischiato. Orlando, parte Orlando, rientra sul sinistro, il suo piede, poi sul destro contro Cisba, col sinistro, metterla al centro, Signori, Rajcevic salva Cragno. Era tutto regolare, era tutto regolare. Cisba fermato da Urso, che bel Vicenza in questi primi 25 minuti. Peccato davvero per la grande occasione avuta da Rajcevic. Che si porta il pallone fuori, rimessa affidata a Delia. Giacomelli dopo il tocco di Rajcevic può puntare Padella. Giacomelli ancora in area, tiro, palo e poi se la mangia Bellomo e poi se l'ha divorata Bellomo. Palo di Giacomelli col sinistro e Bellomo che non trova la porta. Il sombrero di Giacomelli fermato a Cisba, tutto regolare. Signori ancora, Bellomo per Signori in area, calcio di rigore. Ci pensa l'arbitro, ha ammonito Bellomo. Ci ha pensato su l'arbitro, perché Signori è andato giù in modo più che sospetto.
e Bellomo è ammonito per proteste. Siamo rimasti lì con l'arbitro a pensare, ha guardato un'occhiata al guardaline, poi si è girato, è stato lì ad aspettare, 2 biancorossi stavano protestando e alla fine ammonizione per Bellomo. Episodio sospetto in area. Spazza in affanno Buzzegoli, Ciciretti controlla e si trascina il pallone fuori, rimessa in gioco verso Giacomelli che supera ancora Venuti. Giacomelli la mette all'indietro, solo maglie nere. Jakimowski chiude un assedio biancorosso. Puccino la mette, arriva, nega fuori da signori, non è gol nemmeno questo. Non si può sbagliare così tanto sulla pennellata di Puccino. Signori, è arrivato col tempo giusto, aveva il contagiri il pallone di Puccino. E Signori l'ha messa fuori di testa. Non si può sbagliare così tanto. In 45 minuti il Puccino. Cross di Puccino e traversa! Colpita da Bellomo. Giacomelli. Niente da fare. Per la seconda volta un legno, dice di no il Vicenza. Nel primo tempo Giacomelli, nel secondo il colpo di testa di Bellomo. Porta stregata del Benevento. Sembrava fatta da sotto misura, da dentro l'area piccola. Colpo di testa, colpo sicuro di Bellomo. Traversa in verticale del Vicenza. Delia, quasi sul fondo, la mette per Rajcevic. Controlla Rajcevic. Rajcevic! Se l'è sistemata col destro, ha battuto col sinistro, ma l'ha calciata alta. Un'altra occasione, Bellomo, Galano, Urso, largo per Siega, difende il pallone Siega, può andare al cross, lo effettua e non ci arriva Cernigoi, la deviazione sotto misura e sfuma probabilmente l'ultima chance. Con calma Cragno, mette a terra il pallone e va al rilancio verso Puskás, anticipato da Dejo, fallo di Puskás. Punizione. Batte Signori, 30 secondi al termine. Siega commette fallo su Venuti, calcio di punizione. L'arbitro ha già il fischietto in bocca. Finisce con rammarico 0-0 tra Vicenza e Benevento. Esce tra gli applausi del Menti la squadra biancorossa e adesso sotto con il Novara. Grazie a tutti per l'ascolto da Francesco Formaggio e Franco Lagamma. A risentirci sempre su TV. Bianco rosso è il colore, bianco rosso è l'amore che mi porto nel cuore di questa città. Forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale. Migliaia di mani che battono insieme per un'unica squadra che ci fa sognare, lontani dal campo.